Qual è il senso? Il senso è che davanti a un diritto che è stato derubato, cioè la gente che tutto sommato ha messo il frutto del proprio lavoro, perché poi il denaro è questo per loro, la possibilità di poter affrontare la vecchiaia, cercare di aiutare il proprio figlio che magari è handicappato, hanno diritto di ricevere i soldi che sono stati presi e a dovere chi li ha presi, a iniziare dal governo fino alla Banca d'Italia, alla BCE, chiunque, anche i padroni delle banche, loro che hanno delle paghe che fanno paura alle pietre, mentre a Marghera c'è gente che lascia la pelle per 1.300 euro nei forni, negli alti forni. Ecco, siamo qui per dire che questo è un movimento di giustizia, altrimenti la nostra società, la nostra patria, che si dice evidentemente una repubblica, invece che fare la res pubblica, cioè il bene della popolazione, fa il bene delle banche. No, le banche sono a servizio, il denaro è a servizio della gente, è la gente il PIL della nostra nazione. Però